Buongiorno, bentrovati per la nostra rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani nazionali, ma andremo ovviamente anche sui siti per dare uno sguardo a quello che sta succedendo, soprattutto con la crisi nel Golfo, la guerra in Medio Oriente, con gli attacchi degli Stati Uniti e di Teheran. Ovviamente parleremo anche del significativo calo delle accise per quanto riguarda l'Italia, deciso da Giorgia Meloni, e anche le polemiche politiche che ha portato. A proposito di polemiche politiche, l'altro dato è quello relativo al referendum che si avvicina anche in questo caso molti titoli dei quotidiani nazionali. Ma facciamo il punto intanto delle ultime notizie, quelle che arrivano direttamente dal Golfo. Andiamo sul sito dell'ANSA perché vi faccio vedere subito il titolo: Teheran che attacca i giacimenti in Qatar, Trump che minaccia l'Iran. È un botta e risposta continuo, guai se li attaccherete di nuovo, queste sono le parole di Trump. Intanto schizzano i prezzi di petrolio e gas, nuova impennata del greggio, aumento di oltre il 5%. Intanto il Pentagono, dice il Washington Post, è pronto a chiedere 200 miliardi al Congresso per la guerra. Queste sono le notizie che arrivano in questo momento live dalla guerra del Golfo. Lo vedete con le notizie che si susseguono ora dopo ora, minuto dopo minuto, soprattutto con le dichiarazioni di Trump. Ma torniamo adesso invece ai quotidiani nazionali per vedere le prime pagine, e ci concentriamo sul caro benzina, o almeno su quello che si vuole evitare che diventi quello che è successo fino ad ora, cioè un autentico aumento quasi indiscriminato del costo della benzina, legato sì certo alla crisi energetica, ma legato probabilmente anche a qualche speculazione, ed è uno dei motivi per cui è arrivato il decreto legge da parte del governo. Andiamo a vedere il titolo: caro benzina. Ecco le misure, questo leggiamo sul Corriere della Sera: il prezzo del petrolio con il governo che vara il decreto, taglio delle accise per 20 giorni, stretta su chi specula appunto, e aiuti invece ai camionisti. Questi sono i tre temi fondamentali, li andiamo a ritrovare nelle pagine interne sempre del Corriere. Ecco qua, questi sono i punti determinanti: la riduzione del prezzo. Il primo intervento riguarda appunto la riduzione per 20 giorni del prezzo di benzina e diesel, 25 centesimi al litro. Per il GPL il prezzo scende di 12 centesimi. Poi il credito d'imposta per camion e tir, come annunciato nei giorni scorsi, arriva anche appunto un credito d'imposta sull'acquisto di gasolio per autotrasportatori e pescatori. E poi un maggiore controllo, ecco l'aspetto legato alle speculazioni: rafforzati i poteri di vigilanza e controllo del garante per la sorveglianza dei prezzi, soprannominato Mister Prezzi, che segnalerà anomalie alla Guardia di Finanza. Questi i punti che riguardano la notizia del giorno, soprattutto per quanto riguarda appunto la giornata di ieri, questo sensibile calo del prezzo della benzina che arriverà ovviamente anche alle pompe probabilmente nella giornata di oggi, o al massimo nelle prime ore della giornata di domani. Ma ritorniamo invece al Golfo, perché è un autentico botta e risposta, come dicevamo. Iran e Golfo, missili sul gas, ucciso un altro ayatollah. Il ministro dell'intelligence o della repressione, nel caso appunto dell'Iran, intanto impiccato a Teheran un cittadino svedese. Una situazione che continua ad essere difficile e caotica e molto problematica, con ovviamente che viene rappresentata anche qui in questa mappa, con ciò che sta succedendo in Qatar e poi gli approvvigionamenti di gas colpiti in Iran, il famoso stretto di Hormuz che ormai sentiamo nominare
spessissimo, dove c'è quel blocco che poi crea e ha creato i problemi energetici a tutto il mondo, anche quello occidentale. L'altro tema, vi dicevo, a livello nazionale, per cui carburanti da una parte e poi dall'altra c'è il referendum, anche qui in atto uno scontro politico, anzi le due cose per certi versi sono state anche associate, perché la sinistra ha parlato di scelte legate all'abbattimento dei costi della benzina arrivate proprio a pochi giorni dal referendum e che dunque possono assumere anche un connotato politico. Andiamo su Repubblica, perché qui c'è una doppia apertura. La parte legata al gas e al petrolio come bersagli di guerra, Israele che colpisce il più grande giacimento iraniano e Teheran che minaccia di attaccare i pozzi del Golfo. Ma poi c'è la parte referendaria, se così possiamo dire, con la Piazza Unita per il no, scoppia intanto il caso Del Mastro, a Roma manifestazione delle opposizioni compatte contro la riforma Nordio, bufera intanto sul sottosegretario alla giustizia, in affari con la figlia di un mafioso, per cui appunto il tema della benzina e il tema del referendum che restano quelli più battuti, ma alcuni quotidiani continuano ad aprire con la questione legata alla guerra, in questo caso il Manifesto, con il titolo che è questo: a macchia d'olio, le bombe di Israele e Stati Uniti colpiscono il South Pars, il più grande giacimento iraniano di gas, rappresaglia di Teheran, difesa del patrimonio nazionale, missili sugli impianti del Golfo. E abbiamo letto nelle prime ore della mattinata, per noi, chiaramente nella giornata per gli Stati Uniti, la risposta di Trump che minaccia non lo facciano più perché colpiremo senza sosta. Intanto la guerra arriva in Africa e Asia, senza carburante le economie tremano, e questi sono i temi che troviamo in quasi tutti i quotidiani, compresi ad esempio l'Avvenire, dove si mette insieme un po' le due situazioni, no? E allora i carburanti che aumentano e il governo che prova a diminuire questi prezzi. Il titolo che ne deriva su Avvenire è acqua sulla benzina, decreto per tagliare di 25 centesimi al litro il prezzo dei carburanti, e questo è il tema che leggiamo proprio sul quotidiano Avvenire, con Israele che attacca un giacimento di gas, Teheran si vendica colpendo un impianto in Qatar. Per cui quotidiani che abbiamo detto aprono con la benzina, poi c'è la questione della guerra del Golfo e poi c'è la questione del referendum che, come era lecito aspettarsi, occupa gran parte degli spazi che troviamo sui quotidiani. Ad esempio sull'Unità, questo è il titolo: sinistra unita in piazza per il no, con Schlein che parla di una difesa della Costituzione. C'è anche un editoriale di Massimo Donini: ma non può esistere un partito dei giudici PM. Questo è il tema che ritroviamo sull'Unità. Come detto, sono tanti i quotidiani che decidono di aprire con la questione del referendum, anche di una certa importanza a livello nazionale. Andiamo ad esempio su Libero. Ovviamente qui i temi sono completamente contrapposti rispetto a quelli che leggiamo ad esempio sull'Unità, e il quotidiano Libero parte e titola in questo modo: il sì conviene anche ai conti, il forum è con Nord e Zanon, il guardasigilli, la giustizia che non funziona, ci costa ogni anno il 2% del PIL, il presidente del comitato pro riforma, il no difende solo il potere dell'ANM. Questo è il tema. Ripeto, ci sono appunto quotidiani che hanno in un momento così importante come quello della guerra e come quello legato appunto alle scelte del governo sulla benzina, già si proiettano, lo fanno ormai da tempo, sul referendum. Ad esempio il Riformista ha praticamente tutta la prima pagina dedicata proprio al referendum, e il titolo
è questo, un sì da sinistra, con tutti i nomi che arriverebbero a votare per il sì al referendum. Il no, invece, non fa i conti con la propria storia, questo è il commento che leggiamo. Ce n'è anche un altro, diario di un sì. Avete visto come appunto la prima pagina del Riformista sia integralmente dedicata a questo argomento. Il titolo di apertura legato al referendum anche su Domani. Andiamo a vedere qui, referendum, la grande paura, Meloni e Schlein a caccia di voti. Ecco, fino ad ora abbiamo visto dei temi un po' contrapposti, no? Chi da un lato sposa le teorie del sì e chi invece quelle del no. Qui ci si concentra invece più su quello che può essere il risvolto politico successivo al referendum, ed ecco da dove nasce questa grande paura, secondo Domani. Meloni e Schlein a caccia di voti, governo e centrosinistra convinti che la riforma si giochi sul filo e dunque che questo referendum possa rappresentare poi un indice di gradimento, ecco, se così possiamo dirlo, per il governo oppure per l'opposizione. I comitati del no dicono difendiamo la democrazia, spot elettorale intanto della destra, questo è una segnalazione che ritorna anche dalle parole di Schlein, il microtaglio alla benzina visto appunto sia come microtaglio da parte della sinistra, sia invece soprattutto per il fatto che è uno spot elettorale, sarebbe secondo la sinistra uno spot elettorale in questo momento legato al referendum, su cui pende anche lo scandalo sul sottosegretario Del Mastro che ripete Domani, come abbiamo visto su Repubblica, era in affari con la figlia di un mafioso. Chiudiamo questa nostra rassegna stampa con un altro quotidiano che apre con la questione legata al referendum ed è Il Tempo. Anche in questo caso completamente distinto il titolo del Tempo rispetto a quelli che troviamo su altri quotidiani. È evidente lo schieramento del giornale, perché parla di una ammucchiata del no, che piazzata, Propal, pochi sindaci, comunità islamiche e migranti con il cappellino della CGIL in Piazza del Popolo, la mini adunata del no. Ecco, da una parte appunto mini era il taglio delle accise, in questo caso invece mini è diventata la adunata del no, che per Landini dovrebbe battere Meloni. Un tema appunto di contrapposizione che crescerà sicuramente nei giorni che precederanno il voto del prossimo weekend. Noi adesso ci fermiamo, ci ritroviamo fra pochissimo per andare a guardare le prime pagine dei quotidiani locali. Parleremo ovviamente anche di sport. Eccoci per la seconda parte della nostra rassegna stampa, che vogliamo aprire con il nostro sito siciliaweb.it per darvi le ultime, come abbiamo fatto attraverso l'ANSA per quanto riguarda le notizie nazionali. Andiamo sulle notizie della nostra regione, perché ce ne sono tante nella mattinata di oggi, che spaziano dalla cronaca al turismo fino legate appunto allo sport, come vedremo nella seconda parte della nostra rassegna. Intanto questo è il titolo di apertura di Sicilia Web: lo uccidono e bruciano il cadavere. 2 arresti a Catania, tensioni per la piazza di spaccio, sfociano in omicidio. Uno degli esecutori è figlio di un esponente dei Cappello Bonaccorsi. E poi di spalla vediamo questi titoli: le Vampe di San Giuseppe a Palermo, con i vigili del fuoco accerchiati e aggrediti. Avete visto anche il servizio sui nostri telegiornali. E poi il caro voli con i prezzi record che si registreranno a Pasqua, biglietti a costi proibitivi sino a 500 euro, pensate, per una sola tratta. Tornare in Sicilia per Pasqua sarà proibitivo. Lasciamo il nostro sito perché a tal proposito, legato a quello che troviamo appunto
per ciò che concerne la questione del turismo e del ritorno in Sicilia. L'avete sentito anche nei nostri telegiornali, ci sarà ancora il Sicilia Express, il treno che riporta soprattutto i più giovani dalle loro famiglie, i giovani che studiano al nord, che possono approfittare di prezzi certamente più bassi, anche di un tempo di percorrenza inevitabilmente più lungo, per tornare a casa ed evitare appunto il caro voli. Troviamo questa notizia sulla Sicilia con il titolo che è questo: il Sicilia Express torna anche a Pasqua, partenza il 2 di aprile, torna anche a Pasqua 2026, appunto il Sicilia Express, il treno speciale promosso dalla regione, e troviamo anche i dati con il treno che partirà da Torino Portanuova alle 11:50 di giovedì 2 aprile, dopo aver toccato le principali città del centro-nord del paese, arriverà a Messina alle 8:45 di venerdì 3 aprile, con la Pasqua che lo sappiamo è fissata per il domenica 5 di aprile. Da lì appunto si sdoppierà, alcuni vagoni proseguiranno verso Palermo dove giungeranno alle 12:05, altri verso Siracusa dove l'arrivo è fissato per le 12:30, praticamente un giorno in treno per appunto ritornare dalle proprie famiglie. Ma questo si verifica appunto, come abbiamo letto, anche per l'enormità dei costi degli aerei, una questione annosa, quella dell'insularità in tal senso della Sicilia, che viene sempre colpita da queste tariffe enormi in una regione dove spesso e volentieri l'aereo è l'unico mezzo per raggiungere, o il mezzo più veloce, soprattutto per chi lavora, per raggiungere il nord Italia. Però a Pasqua in Sicilia è previsto un boom di turisti negli aeroporti, sono 530.000, saranno 530.000 gli arrivi, in aumento il traffico passeggeri, a Punta Raisi incremento, pensate, del 15% di viaggiatori stranieri. Aumentano però i prezzi dei biglietti, come abbiamo visto, per i fuorisede che vogliono rientrare per le ricorrenze. Dunque torna il treno Sicilia Express della regione da Torino Portanova a Palermo a Siracusa, come abbiamo letto in precedenza sugli altri quotidiani. Ci sono poi le notizie legate al ponte sullo Stretto, perché ieri è arrivata una comunicazione importante da parte del TAR per alcuni ricorsi, ne abbiamo parlato anche nei nostri telegiornali. La notizia ritorna sui quotidiani, ad esempio qui siamo nel taglio basso di una pagina interna della Sicilia. Non spetta alla Commissione, ma al CIPES o al Consiglio dei Ministri decidere sulla compatibilità dell'opera. Ecco perché è arrivato da parte del TAR il giudizio sul ponte. Sono inammissibili i ricorsi di comuni e ambientalisti. Un'opera che, lo sappiamo, fa parlare di sé pur non essendoci ormai da decenni, tant'è vero che Salvini pochi giorni fa ha detto: è inutile ormai dare date perché diventa sempre più difficile rispettarle. Sta di fatto che questo è certamente una vittoria per chi ha intenzione ancora di costruire l'infrastruttura. Di questo si parla anche sulla prima pagina, nelle pagine interne della Gazzetta del Sud, che andiamo subito a vedere, perché ci sono gli impianti energetici dell'Iran, anche in questo caso che sotto attacco con il caro benzina, il governo che taglia le accise, per cui cronaca nazionale, come spesso decidono di fare i quotidiani locali in apertura, e poi il ponte con i ricorsi respinti di sindaci e ambientalisti. A proposito di prime pagine, visto che siamo andati sulla prima pagina della Gazzetta del Sud, vi faccio vedere anche le altre prime dei quotidiani regionali, partendo dalla Sicilia. Anche in questo caso, come abbiamo visto su Gazzetta del Sud, il taglio delle accise con il PD che attacca e la considera una mossa elettorale. Prezzi alle stelle, la Premier Meloni: così possiamo evitare l'impatto della crisi. Ricordiamo che è una misura
che sarà di 20 giorni almeno al momento. E poi ecco le cronache invece regionali con gli aeroporti, la mappa delle privatizzazioni, il primo bando ad aprile per il rilancio su Comiso per quanto riguarda gli aeroporti. Invece a Palermo folklore, scontri e tensioni, il fuoco di San Giuseppe, in città accese le tradizionali vampe con tutto ciò che ne è derivato e che avete sentito anche nel nostro telegiornale. Sul Giornale di Sicilia invece l'apertura, come spesso avviene, è dedicata a questioni amministrative che riguardano anche i concorsi e dunque la possibilità di arrivare a un posto di lavoro tanto ambito nella nostra regione. Allora sul Giornale di Sicilia ecco il titolo: la carica dei 30.000 per il posto alla regione, sono in lizza per 322 ruoli, 200 nei centri per l'impiego e gli altri negli assessorati. Sono le prove di selezione, dovrebbero essere messe in calendario per l'inizio dell'estate. Le domande presentate sono inferiori a quante erano state previste inizialmente, per cui questa è l'apertura del Giornale di Sicilia, che si concentra anche, ovviamente essendo di Palermo, su tutto ciò che è successo con le vampe, ne abbiamo parlato poco fa, scene di guerriglia, rivolte contro gli agenti, incendi e sassaiole nelle borgate di Palermo. Questo è il Giornale di Sicilia. Andiamo per chiudere su Repubblica Palermo, anche in questo caso il titolo è diverso e riguarda invece il referendum sì o no in salsa siciliana, in questo senso perché si parla di ciò che potrebbe succedere proprio nella nostra regione. Il quadro lo fa appunto Repubblica Palermo perché parla del nodo dei fuorisede con i partiti che ne reclutano 15.000. La corsa dei leader del no per far votare da rappresentante di lista chi vive lontano da casa. Negli elenchi studenti, docenti e medici chiedono di andare alle urne pure i turisti nell'isola, per cui questo è un tema che chiaramente ritorna su tutti i quotidiani e ritorna anche sui quotidiani locali, perché in questo caso appunto si parla di ciò che potrebbe succedere in Sicilia. Ritorniamo nuovamente al caos a Palermo per le vampe con questo titolo: sassaiole e palme a fuoco, caos in città appunto per le vampe. E poi il femminicidio di Messina che irrompe nel dibattito legato al referendum, scintille fra Varchi e la PM. Questo è quanto troviamo su Repubblica Palermo per quanto concerne la questione legata al referendum. Cambiamo completamente argomento e andiamo invece alla questione Catania, città della cultura, un riconoscimento che è mancato, ma Catania è forte della corsa che ha fatto, che poi ha premiato Ancona, ma dunque proverà per le prossime occasioni. Il titolo della Sicilia di Catania è questo: capitale mancata, ma è un progetto che continua. Ieri al Ministero della Cultura proclamata appunto Ancona, fra delusione e rilancio, perché la volontà è quella appunto di proseguire il nostro dossier. Catania continua, va rispettato, onorato e perseguiti gli obiettivi per gli autentici valori di partecipazione con cui è stato ideato e realizzato nell'ottica di una metropoli in divenire, giovane e con oltre 1 milione di abitanti. Queste le parole di Enzo Trantino, che chiaramente poi andrà a portare a probabilmente una nuova candidatura della città etnea a capitale della cultura. A proposito di rivoluzioni in casa Catania, in questo caso andiamo a parlare però di sport, perché ci trasferiamo al Massimino, dove ieri è stato presentato il nuovo allenatore del Catania, è William Viali, ha parlato per circa un'ora in conferenza stampa dicendo quelli che sono le sue
le sue idee di calcio. Cerco una maggiore aggressività, leggiamo nel pezzo della Sicilia, soprattutto negli ultimi 20 metri. Ritrovo con piacere Caturano, l'ho guidato a Cesena, il modulo non è fondamentale, cioè l'interpretazione tattica e il sistema di gioco, conta l'interpretazione della gara, questa è l'idea appunto di Viali, un'idea che ritroviamo anche nella pagina successiva, sempre del quotidiano La Sicilia, perché un rimprovero che veniva fatto al Catania versione toscana era quello di non occupare, non arrivare a offendere nonostante gli ottimi giocatori in attacco, e allora maggiore occupazione degli spazi con più uomini in area avversaria. Ieri proprio a tutto spiano, tra moduli da alternare, tutti i giocatori da fare ruotare, Forte e Ronfini sono KO, speranze di recupero per Cicerelli. A proposito di calcio, vi diamo anche qualche news sul Palermo, andando su Repubblica Palermo, perché questo è quello che troviamo sul titolo dopo gli ultimi due risultati che certamente non hanno soddisfatto i tifosi e gli osservatori. E allora sul Repubblica Palermo questo è il titolo: Palermo suona l'allarme, colpa nostra se facciamo pochi gol, un punto in 2 partite, 5 reti subite, l'allenatore fa autocritica, bottino magro rispetto ai tiri in porta, una maggiore concretezza che serve al Palermo per provare la scalata in Serie A. Noi con lo sport ci fermiamo per la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.